Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il nostro obiettivo è riuscire a trovare soluzioni nel minor tempo possibile per venire incontro ai tantissimi e gravosi problemi dei siciliani. Non cerchiamo più pannicelli caldi, ma soluzioni concrete, reali e sostenibili. Abbiamo un'opportunità unica, abbiamo un governo regionale e un governo nazionale che sono dello stesso colore politico e quindi ci auguriamo che questa volta ci sia una voce unanime che possa portare avanti delle risposte fattive. Così il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno durante l'incontro con la stampa parlamentare per i tradizionali auguri di fine anno. Assolto anche in appello il parlamentare regionale Cateno De Luca a seguito del processo CAF Fenapi. L'ex sindaco di Messina era stato indagato per evasione fiscale e false fatturazioni. Assolti anche gli altri due coimputati, l'allora presidente della Fenapi Carmelo Satta e il commercialista Giuseppe Ciatto. Le parti civili costituite sono state condannate al pagamento delle spese processuali. Rissa tra migranti, ben 7 ospiti del centro d'accoglienza Villa Sicaina di Siculiana in provincia di Agrigento. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la lite sia scaturita per motivi legati alla convivenza. Dalle parole alle mani il passo è stato breve. 5 stranieri coinvolti sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave e avrebbero riportato solo alcune escoriazioni e lievi traumi. Avrebbe sparato con un fucile da caccia calibro 16 e ferito mortalmente un cane randagio che era entrato nel giardino della sua abitazione a Mascalucia, nel Catanese. È l'accusa contestata dai carabinieri a un 53enne che è stato denunciato per spari in luogo pubblico e maltrattamenti di animali. Segnalata alla Procura di Catania per omessa custodia di armi, la 34enne moglie dell'uomo che deteneva legalmente 2 fucili, uno dei quali sarebbe stato utilizzato per colpire l'animale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.